ringrazio di essere qua, ma dopo aver sentito il nostro direttore della scuola che vi ha illustrato questa manifestazione che si sta portando avanti addirittura dalla quinta edizione, e sono molto onorato di questo perché ricordare qua, insomma, ricordiamo Felice, ricordiamo Giuseppe Paolo, ricordiamo Giuliano, ricordiamo un po' tutti 5 anni fa che cos'era la Riva Vena e 5 anni fa che cos'era questa iniziativa. Mi permetto di rubarmi un minuto e mezzo per ricordarvi un po' la storia di come nasce il cicchettando per Riva Vena all'epoca. Ricordo benissimo le avventure che si facevano di una zona totalmente depressa, una zona dove non si poteva avvicinare proprio per il fatto che c'era il degrado, c'era l'assoluta anarchia. In quel frangente, in quel tempo, nascevano che cosa? Nasceva anche tutto un discorso di abbandono di quella bellissima realtà che era il cuore pulsante della città, che era proprio le prime botteghette che c'erano che vendevano frutta e verdura, isolate completamente per l'avvento della grande distribuzione. Ma non voglio rattristirvi di questa cosa, vi voglio ravvivare di una cosa che in quel momento nasceva un'idea. Io all'epoca ricordo, non voglio pregiarvi di grandi cose, però all'epoca ero presidente dell'AIUS, che mi onoro di essere fedele a questa associazione, che mi ha dato quella opportunità di fare un evento, perché io abitando in Riva Vena volevo vedere questa zona che doveva rinascere, e all'epoca avevo trovato un convegno con 2 architetti londinesi che avevano già previsto cosa poteva nascere in Riva Vena con il concetto di fare una Navigli milanese. Ragazzi, è partito un baccaro, sono partite 2 baccari, sono partiti 4-5 baccari, e adesso che mi è venuta questa idea di dire, visto che stanno crescendo questi baccari, perché non li sfidiamo a duello? E allora ecco qua, gioco forza, cosa ho fatto? Ero da solo e non sapevo dove andare, insieme a Morgan, che era il presidente dell'associazione Riva Vena, era appena costituita, mi ricordo che prima ancora c'era il comitato. E cosa ho fatto? Ho chiamato la scuola, ho detto dobbiamo abbinare scuola, enogastronomia, e cosa mi è venuto in mente? Troviamo i mercati. E allora a quel punto sono andato, mi ricordo all'epoca c'era l'avvocato Mazzaro, direttore del mercato, sono andato da lui e poi dall'amico Giuseppe, i quali, ti ricordi Giuseppe? Eravamo in quanti a partecipare? Quanti erano? 7? È arrivato il primo, poi è arrivato il secondo, poi è arrivato il terzo, poi dal terzo in poi si è deciso di allargarla a tutto il centro storico di Chioggia per concludere quest'anno allargandolo anche a Sottomarina, e penso, direttore, di non sbagliarmi, che quest'anno avremo circa 20 partecipanti, circa una ventina. Quindi per me è una grande soddisfazione essere qui alla quinta edizione e cercare di portare questi valori, che devono essere valori non soltanto improntati per una bellezza enogastronomica, ma soprattutto un valore, come diceva il nostro direttore, scolastico. Noi dobbiamo pensare che questa scuola, ne abbiamo parlato anche prima, è il futuro di quello che può dare le attività enogastronomiche, ma non soltanto enogastronomiche, alberghiere, turistiche, di stabilimenti balneari. E io in questa scuola ci credo tantissimo, ma come ci credo in questa, scusami direttore, non vedo perché non posso credere in altre scuole. Il concetto è unire le forze per il bene comune della città. Ringrazio in particolar modo oggi la presenza di 2 istituzioni a me molto vicine, che stimo molto: l'assessore nostro all'economia del mare Boscolo Zernero Cristina, e anche il nostro amico, se non che ci ha anche, devo dire, aiutato con la fondazione, con un piccolo contributo da parte del comune, che non è facile oggi come oggi averlo, l'avvocato Griguoro. Io direi, prima di passare agli altri, di far chiamare proprio le istituzioni e ringraziarvi di cuore di essere venuti tutti qua. Grazie di cuore.